Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra piccola Spoon Island, ovvero la nostra fantastica contea di Puerto Pollo. Date un'occhiata al nostro nuovo quartiere industriale, come si sta evolvendo nella maniera migliore. La nostra torre di bue è stata fondamentale in queste ultime ore per rinnovare soprattutto i nostri quartieri industriali a delle vere e proprie, come dire, industrie di alto livello, con un livello tecnologico che supera ovviamente la norma. Ritroviamo dei laboratori tecnologici proprio vicino appunto alla nostra piccola centrale elettrica a petrolio, e ritroviamo anche un tasso dell'inquinamento che è diminuito appunto in questa zona. Dovremmo però fare qualcosa appunto per la nostra discarica e anche per la centrale elettrica a petrolio, che contribuiscono come al solito un grande inquinamento. Potete vedere che raggiungono soglie davvero molto elevate, circa 847.728 ppm, e sono davvero valori impressionanti. Quindi dobbiamo cercare di rinnovare il tutto con questi nuovi soldi che stiamo ottenendo tramite il commercio e soprattutto tramite le entrate della nostra popolazione. Date un'occhiata alle nuove transazioni mensili ottenute appunto negli ultimi mesi tramite l'esportazione di processori, carburante, grazie ad alcuni consigli appunto che mi avete fatto notare. In pratica la nostra piccola raffineria di petrolio non lavorava al massimo proprio perché aveva due particolari zone di distillazione del carburante che non erano collegate molto bene, quindi la nostra produzione era ridotta al 50%, ma adesso potete vedere che lavora al 100% producendo 8.000 barili di carburante al giorno, e quindi ovviamente le esportazioni sono aumentate fino a un picco di 2 milioni al mese. Vediamo intanto cosa ci dice la nostra fabbrica di processori. Allora, stiamo producendo leghe e plastica extra, perché non espandere le nostre operazioni? Vediamo un po', mi sa che abbiamo raggiunto il massimo delle sue possibilità, abbiamo 4 catene di montaggio di processori, quindi possiamo rimanere così. Allora, vediamo come sta andando per adesso il nostro mercato delle leghe. Mi sa che dobbiamo acquistare qualcosa, perché le leghe probabilmente stanno per terminare all'interno del nostro piccolo magazzino, quindi vediamo di acquistare qualche altra bella tonnellata di leghe. Vediamo un po', eccola qui, vediamo di importarne qualcuna. Stiamo molto ma molto attenti a non perdere il nostro budget di 2 milioni in maniera molto rapida. Ok, mi sa che c'è anche qualche problema con l'acqua, abbiamo un deficit di 72,8 kg e ci sono anche problemi con le acque reflue, ci sono dei tubi intasati che devono essere rinnovati. Allora, vediamo un po' di acquistare queste leghe. Intanto c'è qualcosa che succede al municipio. Probabile del governo è chiuso. Maledizione, mi sa che l'acqua è uno degli elementi fondamentali. Vediamo di rinnovare appunto la nostra stazione di pompaggio d'acqua, eccola qui. Vediamo di costruire un'altra bella zona di pompaggio appunto vicino a queste case. Vediamo come sta andando. Perfetto, 9,7 kg in eccesso, molto bene. Adesso tutta la città verrà rifornita nella maniera migliore. Cerchiamo di aumentare un attimino la velocità per capire più o meno quante leghe arriveranno nel nostro magazzino. Ok, a queste due piccole stazioni di pompaggio potrei anche eliminarle, visto che non è che ottengono una grande quantità d'acqua, per risparmiare soprattutto nel bilancio totale. Ok, ecco le prime 10 tonnellate di leghe. Vediamo di arrivare almeno a 50 tonnellate di leghe. Eccole qui, ne arrivano 20. Iniziamo le importazioni appunto di leghe. 41.000, eccone altre, 83.000 dollari ben spesi. Eccole che arrivano, però sono fondamentali per mandare avanti appunto la nostra produzione di processori e tenere viva la nostra cittadina. Eccone 40, cerchiamo di arrivare almeno a 50-60 in modo tale da non dover controllare appunto ogni attimo la nostra produzione di leghe. Ok, ecco ben 50 tonnellate di leghe. Vediamo di mantenere nuovamente l'utilizzo locale per le nostre leghe. Ok, eccone 60, abbiamo speso circa 300.000 dollari, molto bene, e adesso abbiamo l'opportunità di migliorare la villa del sindaco, visto che abbiamo raggiunto, come dire, una approvazione davvero oltre il limite. Ecco qua i fuochi d'artificio e una grande folla che si è acclamata appunto per accoglierci. Vediamo un po' di rinnovare il tutto, aggiungiamo anche una casa degli ospiti o addirittura un garage per le auto sportive. Ci metteremo qui una bella sportiva americana per girare il paese nel momento in cui siamo in ferie. Molto bene, guardate però che figa, sembra appunto la reggia di Versailles. Ci sono però dei cittadini che continuano a lamentarsi qui sotto. Vediamo cosa succede. Vediamo. Ah no, perfetto, era solo una piccola impressione. Allora, vediamo come sta andando la popolazione. Allora, le acque reflue ci faranno ammalare. Vediamo un po' cosa succede. Mi sa che c'era qualche piccolo problema. Vediamo se è stato risolto. Andiamo direttamente nella nostra zona delle acque reflue. In funzione, ma produce acque reflue. Certo. Vediamo un po'. Mi sa che c'era qualche tanica che aveva raggiunto la massima capacità. Eccola qui appunto. Vediamo di eliminarla immediatamente e di sostituirla con qualcosa di nuovo. Eccola. Vediamo di eliminarla e aggiungere direttamente un'altra tanica per depurare le acque reflue. Vediamo di collocarla appunto da questa parte nel momento in cui sarà eliminata. Ok. Allora, nella nostra piccola città, come potete ben vedere, le nostre nuove industrie hanno preso piede in città. Troviamo anche qualche piccola industria a media tecnologia nella parte, come dire, sud della nostra città. Potete ben vedere appunto il nostro Protesi Berardo e anche delle particolari industrie che stanno mettendo piede, che non hanno raggiunto la alta tecnologia. Sicuramente dovrà passare ancora qualche altro mese prima che la torre di Bu continui
a influenzare la zona industriale. Comunque industria ad alta tecnologia significano lavoratori molto più istruiti e sicuramente lavoratori che appartengono a un reddito più elevato, come per esempio i lavoratori ad alto reddito. Abbiamo 3460 posti vacanti e quindi necessariamente dobbiamo fare qualcosa. Possiamo andare direttamente all'interno della nostra sezione della villa del sindaco, che ovviamente aumenta il valore del terreno ad alto reddito, ad alto livello, come potete ben vedere anche dal grafico. Sono riuscito a convertire anche tramite l'utilizzo di un giardino urbano con scultura questa piccola zona in alta densità. Ci sono dei cittadini però che sono infelici proprio appunto a causa del problema con le acque reflue. Sicuramente questo problema è stato risolto tramite l'utilizzo della nostra nuova appunto zona di depurazione delle acque. Vediamo un po' di collocare qualche piccolo parco, per esempio al posto di questo parco medio con vialetto, in modo tale da convertire anche questa piccola zona. Allora diamo un'occhiata, possiamo eliminarlo immediatamente e collocare qualcosa di diverso. Vediamo cosa c'è disponibile nella sezione delle piazze. Ok, un giardino con scultura medio potrebbe essere fondamentale per rinnovare tutta questa piccola zona. Allora, vediamo di collocare anche una piccola, un altro piccolo giardino da queste parti. Perfetto, questa piccola zona verrà convertita ad alto livello, ovviamente ad alto reddito, una zona del terreno molto particolare che accetterà cittadini molto più istruiti e soprattutto adatti alle nostre industrie. Certamente avranno bisogno di un apparato educativo necessariamente migliore. Vediamo cosa succede, ancora problemi con le acque reflue, altri tubi intasati. Vediamo di collocare nuovamente un'altra bella tanica di depurazione proprio da questa parte. Ok, 74,9 kL, perfetto, adesso il problema non si dovrà più ripresentare. Molto bene, vediamo cosa sta succedendo nella nostra stazione di polizia, che con la torre TV è sempre bene tenerla sott'occhio. Non riusciamo a far fronte a tutta questa criminalità. Potreste aggiungere un'altra zona appunto di sorveglianza tramite le nostre auto di polizia. Gli mettiamo un'altra bella stazione di auto della polizia. Ok, 6 volanti con Zorro a capo di queste. Vediamo un po'. Molto bene, stiamo funzionando proprio alla grande. Ok, vediamo come va appunto la nostra zona della criminalità, visto che siamo appunto in questo settore. Vediamo un po' se ci sono criminali sparsi appunto per l'intera città. Ovviamente l'intero crimine è relegato all'interno della nostra piccola torre TV. Osserva il mondo dall'alto del tuo attico, nel primo edificio lussuoso di molteplici piani della città. Sicuramente stanno rinnovando ovviamente le nostre residenze per accogliere più turisti, più cittadini. Sicuramente il bilancio è calato, perché ovviamente questi cittadini non stanno pagando più le tasse. Allora, vediamo cosa succede all'interno della nostra zona delle leghe. Vediamo un po', abbiamo 80 su 100 tonnellate di leghe. Adesso basta ragazzi ordinare leghe, mi sa che dobbiamo utilizzarle appunto per l'uso locale. Perfetto, vediamo come stanno andando con la fabbrica dei processori. Sicuramente le leghe dovranno essere prelevate e portate immediatamente, quindi vediamo di utilizzare un altro bel garage di camion ovviamente per il trasporto. Ok, molto bene. Vediamo cosa succede. Allora, certamente dobbiamo eliminare questo dannato problema della spazzatura. Vediamo un po', ma un problema ancora più importante è quello dell'educazione. Come mi avete fatto notare nei video precedenti, le 3 scuole elementari vanno abbastanza bene, però c'è anche la necessità di educare la nostra popolazione al meglio. Magari con una bella scuola superiore a un prezzo di 1100 orari avremo la possibilità di educare più cittadini contemporaneamente e soprattutto dare un'istruzione migliore. Allora, vediamo un po', potrebbe essere anche un'ottima idea andare a collocare poi in seguito la nostra stazione appunto del riciclaggio, che ritroviamo appunto nella sezione dello smaltimento rifiuti, però certamente abbiamo bisogno di una popolazione che sia istruita. Allora, vediamo di collocare anche una scuola professionale, potrebbe essere adeguata. Allora, non è ufficialmente riconosciuta, è vero, ma è molto più economica e piccola rispetto all'università. Aumenta il valore del terreno delle zone residenziali a medio livello. Sicuramente aumenterà e soprattutto educherà cittadini per lavorare nelle nostre industrie. Potrebbe essere anche un'ottima idea. $500 orari, vediamo di collocarla appunto vicino alle nostre case, appunto in questa piccola zona residenziale. Vediamo di metterla appunto qui. Eccola qui, la nostra nuova scuola professionale. Sicuramente queste industrie adesso rinnoveranno il loro livello tecnologico. Vediamo di eliminare questa vecchia industria che è stata necessariamente demolita ovviamente per la mancanza d'acqua. Vediamo cosa succede. Allora, una piccola informazione: la conseguenza diretta di una città istruita da non dimenticare. Ora i sim sono più consapevoli dei problemi che li riguardano. Devi fare particolarmente attenzione all'inquinamento, alla criminalità e agli incendi. Allora, i sim intelligenti non tollerano queste cose. Ok, con questo nuovo impianto educativo vedremo di rinnovare la nostra popolazione verso appunto un nuovo sistema e sicuramente vedremo di portare più avanti la produzione autonoma delle nostre leghe. Allora, vediamo cosa succede, diamo un'occhiata. Processori, c'è qualche problema, mancanza di leghe. Ecco che arrivano direttamente i nostri camioncini, potete vedere che partono con 10 tonnellate di leghe appunto sulla schiena. Eccoli qui che arrivano, forza ragazzi, dateci dentro. Eccole qua appunto le nostre leghe direttamente appunto nel magazzino. Perfetto, adesso vediamo di lavorare
funzionare nella maniera migliore. Allora, aggiungiamo anche un piccolo garage dei camion da trasporto in modo tale da facilitare il lavoro, molto bene. Adesso abbiamo anche la possibilità di collocare finalmente la fabbrica di elettronica di consumo. Allora, adesso dobbiamo arrivare a effettuare, come dire, una scelta importante. Innanzitutto aumentiamo la nostra velocità, visto che abbiamo la possibilità di farlo, visto che abbiamo tantissime leghe appunto nel nostro magazzino. Allora, vediamo un po'. Allora, la fabbrica di elettronica di consumo: prendi i tuoi utilissimi e tecnologici processori e inseriscili nelle televisioni, così sì potranno addormentarsi guardando le litigate e le scazzottate televisive. Molto bene. Allora, vendi le tue televisioni nel mercato e sicuramente tramite un deposito commerciale possiamo trarne guadagni. I lavoratori istruiti aumenteranno il rendimento della fabbrica. Allora, prima di collocare la nostra fabbrica di elettronica di consumo, sicuramente occuperà un enorme spazio, dobbiamo sicuramente fare un po' di largo appunto da queste parti, quindi adesso vedremo un po' dove collocarla. Forse andrò a spostare la nostra caserma dei pompieri grande. Dobbiamo istruire la nostra popolazione almeno, come dire, al quarto cappelletto di laurea. Perfetto. Allora, sicuramente ecco i nostri nuovi cittadini che iniziano ad andare a scuola, il livello dell'educazione continua ad aumentare, date un'occhiata. Allora, potremmo anche convertire una piccola scuola elementare, vedete un po', educazione a 950 studenti appunto nelle diverse zone, quindi abbiamo una popolazione, come dire, al massimo delle sue possibilità. Potremmo costruire appunto la nostra scuola superiore, però prima vorrei arrivare al massimo con il nostro budget finanziario. Vi ricordo che siamo sempre all'8, 9, 10%, quindi non stiamo spremendo i nostri cittadini come dei limoni per quanto riguarda ovviamente le tasse. Dobbiamo attendere quindi che la nostra città continui ad evolversi. Vediamo cosa succede. Il servizio antincendi è lento. Allora, i camion dei pompieri non sono riusciti a spegnere un incendio in città. Guardando un po' la grande quantità di incendi che può scoppiare ovviamente nella nostra zona industriale, però cerchiamo di stare molto attenti. Siamo ancora infastiditi per la mancanza d'acqua. Ragazzi, dai, è passato sì e no un mese, ancora abbiamo problemi con l'acqua, maledizione. Vediamo un po', adesso dobbiamo risolvere questo dannato problema. Mi avevate consigliato di posizionare appunto la nostra zona di raccolta d'acqua vicino ovviamente alla stazione di depurazione, però ovviamente potete vedere che non vi è molto spazio per collocarla e sicuramente ciò andrebbe a inquinare le acque stesse, perché ovviamente la zona non è pulita appunto come sembra. Vediamo se abbiamo un'altra come dire zona di raccolta d'acqua. Vediamo di posizionare un'altra bella zona di pompaggio appunto da questa parte. Abbiamo ben abbiamo 1478 kl. Perfetto, adesso il problema dell'acqua non dovrebbe più presentarsi. E probabilmente, date un'occhiata, ci sono incendi. Mamma mia, date un'occhiata, degli incendi tossici all'interno delle attività dei nostri appunto cittadini. Maledizione, probabilmente con tutto questo traffico nella nostra strada principale i nostri cari ragazzoni non sono riusciti a spegnere gli incendi. Abbiamo perso sì e no $2000 di bilancio totale. Mamma mia, ancora incendi dolosi e soprattutto incendi tossici che si ripercuotono all'interno della nostra città. Ecco finalmente i nostri camioncini dei pompieri che cercano di fare qualcosa. Ne abbiamo diversi, mamma mia, questo traffico è davvero una spina nel fianco per qualsiasi città. Date un'occhiata, mamma mia, non riescono addirittura a spegnerlo. Dai ragazzi, dateci dentro, evitate che si espanda questo dannato incendio. Però ne abbiamo diversi camion dei pompieri, anche grazie alla nostra grande presenza dei nostri alleati. Vediamo un po' come sta andando, ma addirittura l'incendio continua a espandersi nelle case circostanti, mamma mia. Allora, vediamo cosa succede. Per quanto riguarda la nostra salute abbiamo un morto al giorno, maledizione. Vediamo di capire più o meno dove si ritrova. Le nostre cliniche stanno facendo davvero un ottimo lavoro. Con 2 cliniche sono riuscite a tenere, come dire, una città di questo grado, eccoli qua, senza avere particolari problemi. Ovviamente l'apparato, come dire, della nostra l'apparato batterico si ritrova necessariamente da questa parte. Allora, abbiamo guadagnato ben $515.000 netti con le transazioni commerciali. Vediamo come sta andando. Ok, adesso dobbiamo stare molto attenti perché è finito il mese, dobbiamo necessariamente riesportare i nostri processori. Vediamo come sta andando con le leghe. Maledizione ragazzi, dovete dare una mano, però dobbiamo portarle necessariamente alla nostra zona. Allora, le leghe che abbiamo in città devono essere utilizzate locali. Perfetto, vediamo come sta andando. Dove sono i nostri camioncini delle leghe? Vediamo di capire più o meno dove si ritrovano. Allora, vediamo un po'. Eccole, ecco, probabilmente adesso è arrivato all'ora, come dire, X. Dobbiamo attendere solo qualche piccolo minuto che vengono come dire posizionate all'interno della nostra zona. Allora, vediamo un po'. Ecco che vengono prelevate direttamente le leghe dal nostro magazzino. Lavorano anche di notte i nostri ragazzoni, davvero molto in gamba. Vediamo se riescono a portarle immediatamente. Mi sa che non bastano 8 camioncini, dobbiamo posizionarne ben 12 in modo tale da velocizzare appunto tutti i nostri processi. Ok, adesso può andare molto ma molto bene. Perfetto, sicuramente non andrò a posizionare il quartier generale dell'elettronica proprio perché ovviamente la nostra fabbrica di elettronica di consumo è già disponibile, quindi evitiamo di spendere questi $450 orari. Allora, mi sa che ho visto un particolare segno di spunta che mi piace, probabilmente siamo riusciti a inviare tutti i barili di petrolio all'interno della nostra grande opera. Vediamo come sta andando. Siamo arrivati quindi a un passo per la costruzione ovviamente del nostro aeroporto internazionale. 250.000 barili inviati direttamente alla nostra come dire costruzione dell'aeroporto, ovviamente al nostro
appalto per il nostro aeroporto internazionale. Manca più o meno 1300 unità di metallo per completare finalmente il nostro grande aeroporto. Date un'occhiata, la maggior parte sicuramente dei camioncini che venivano utilizzati dal nostro deposito commerciale erano inviati alla grande opera, quindi ragazzi dateci dentro, mancano solo 1300 unità di metallo pronte appunto per il nostro aeroporto internazionale. In seguito vedremo come verrà realizzato appunto qui intorno per capire più o meno i nostri vantaggi che andremo a ottenere. Allora vediamo un po', abbiamo raggiunto ben 105.000 abitanti, continuiamo ad aumentare, come dire, il nostro budget finanziario. Vediamo un po', probabilmente le abitazioni stanno completando ovviamente i loro appalti. Vediamo cosa sta succedendo. Ovviamente abbiamo raggiunto il massimo delle leghe disponibili. Vediamo un po'. Ok, perfetto, vengono prelevate nella maniera migliore. C'era stato un attimo un pochino di terrore. Ancora problemi con questi dannati incendi. Vediamo di eliminare questi dannati edifici abbandonati, che sono appunto la causa principale dei nostri problemi appunto di stallo. Ok, vediamo come va invece con l'energia. Ecco, stiamo acquistando un po' di energia dai nostri alleati circostanti. Perfetto, qui sta andando tutto nella maniera migliore. Vediamo come vanno queste piccole industrie. Ok, ancora sono in cerca di lavoratori, però la nostra scuola professionale sta cominciando a insegnare abbastanza studenti. Ovviamente è il suo primo giorno di luce. Ok, occorrerà ancora un po' di tempo prima che funzioni nella maniera migliore. Ok, date un'occhiata finalmente ai nostri nuovi quartieri ad alta densità, come dire ad alto reddito, che sono stati appunto edificati da queste parti. Le cose vanno molto ma molto bene. Sono felicissimi di ritrovarsi qui intorno. La nostra città è piena di sim sapientoni che starebbero benissimo in università. Certamente però costa davvero molto, ragazzo mio. Dobbiamo ancora attendere qualche attimino prima che la nostra città si, come dire, si evolva nella maniera migliore. Vediamo un po' per quanto riguarda la nostra densità massima. Siamo riusciti tramite le nostre strade ad alto reddito a rendere il tutto nella maniera migliore. Vediamo cosa succede da questa parte in questi piccoli edifici commerciali. La nostra città si trasformerà in un'attrazione per turisti. Mi sa che questa volta, ragazzi, non ci concentreremo nel turismo, come continuano a ripetere appunto i nostri ragazzoni qui intorno. Allora, le transazioni mensili stanno aumentando. Dobbiamo solo esportare i nostri cari processori che abbiamo disponibili appunto all'interno della nostra zona. Ok, mi sa che le tonnellate di plastica, ragazzi, superano ogni limite. Date un'occhiata, la nostra come dire, la nostra raffineria di petrolio con il polimerizzatore della plastica, come dire, ha una grande quantità di plastica che rimane quindi inutilizzata. Quindi magari potremmo esportarla per qualcosa di diverso. Vediamo di guadagnare anche qualche piccolo soldino con la nostra plastica. Ok, 24.000 per 1000 unità, abbiamo abbastanza soldi disponibili, perfetto. Allora, adesso vediamo di capire come posizionare finalmente il nostro, come dire, fiore all'occhiello della nostra produzione di processori. Certamente dobbiamo collocarlo in una zona adeguata. Allora, vediamo un po' dove farlo. Sicuramente non vorrei andare ad eliminare un pozzo petrolifero, perché ovviamente sono la nostra linfa vitale. Vediamo un po' dove poter posizionare il tutto. Allora, sicuramente andiamo innanzitutto all'interno di questo piccolo magazzino che abbiamo disponibile da questa parte, per capire più o meno come funziona appunto la zona delle televisioni. Allora, aggiunge uno spazio di immagazzinamento appunto per le nostre televisioni. Allora, sicuramente non dovremo andare più a posizionare alcun particolare miglioramento all'interno del nostro quartier generale, perché sicuramente abbiamo collocato la nostra divisione del commercio. Allora, quindi sicuramente ci servirà un altro deposito. Vediamo come possiamo fare.